Serie B-Win, tutti i colori della passione. Giornata numero 40, campionato B-Win, la Samp di Beppe Iachini non può sbagliare nel fortino che Stellammari Stabia deve confermare anche senza Bomber Pozzi, il suo brasiliano Eder, il suo buon momento dopo aver conquistato con fatica la fondamentale zona playoff. Manca l'attacco titolare, giocano Pellè e Fornaroli, non c'è Romero e Renan, mentre Braia recupera il suo miglior uomo Marco Sau, il giocatore che fino ad oggi ha fatto la differenza per la Juve Stabia, che senza penalizzazione potrebbe pensare ancora al grande salto. Fischia il signor Giancola Di Vasto. 26 secondi di gara, subito grandissima occasione per la Juve Stabia, il cross di Scozzarella, il pallone di Cuonzo, poi Zito, 2 passi da Costa, ancora Zito, la palla in rete, Juve Stabia in vantaggio, 26 secondi di gioco, subito in gol la Juve Stabia con Antonio Zito, la grande occasione, il sinistro ha mancato con la risposta di Da Costa, ma poi sulla ribattuta col destro da 2 passi, tutto facile, 7 minuti, ci prova ancora Marco Sau, di fronte a Serispoli, serie finte, si accentra col destro, pallone fuori. Partenza subito in quinta per la Juve Stabia che ci prova ancora con Falcinelli, Da Costa, il tiro deviato sul palo, la deviazione fondamentale di Costa sul sinistro di Falcinelli, ecco il replay, poi la Samp ci prova, Foggia, Pellè cade a terra, qui protesta, chiede un calcio di rigore ma si becca il primo giallo che sarà poi pesante. Poi Mezzavilla dalla distanza, la punizione è battuta in maniera immediata, si arrabbia Da Costa dai 25 metri, poi ancora la Samp, la mezz'ora, Fornaroli, Foggia, il sinistro, fuori. Gli applausi per il colpo di tacco di Fornaroli, poi dal 40esimo scivola Rispoli, ancora Zito il sinistro e la risposta con i pugni di Da Costa e poi blocca, qui si arrabbia Braglia. Al 45esimo ancora Munari dalla destra, pallone al mezzo per Pellè che colpisce Mauri, grandissima occasione Samp di trovare il pareggio, ma il destro del blu cerchiato tocca il capitano, poi Foggia, sesto minuto alla ripresa, la traversa Munari a porta vuota, mette dentro e 1-1 Samp. Dopo 6 minuti la prima azione pericolosa e con la Samp che pareggia con Pasquale Foggia dai 25 metri, traversa piena, poi Munari, Colombi rimane a terra, nulla da fare. Juve Stabia 1, Samp 1, gol importantissimo. Poi al 15esimo però ancora Juve Stabia che ci prova, di Cuonzo per Sau, col destro al volo, colpisce male. Altra grande occasione però per i padroni di casa, poi il fallo di mano di Pellè per Giancola è volontario, secondo giallo, cartellino rosso, Samp indice il minuto 22, però attenzione perché al 25esimo ne approfitta Fornaroli, il destro. Colombi dice di no, è scivolato Scogliamiglio. Al 26esimo ancora la Samp, ancora Pasquale Foggia, il sinistro che esce di pochissimo. Stesso minuto di gioco, sempre 26esimo, grande occasione per la Juve Stabia questa volta con Marco Sau, il sinistro, Da Costa ancora, poi volta, arriva Erpen, ancora il miracolo di Da Costa e qui è un miracolo, si salva la Samp che la mezz'ora cambia, fuori Fornaroli, dentro il giovanissimo Icardi, sarà un cambio decisivo perché al minuto 39 la mette dentro lui, la rete del 2-1, Samp in 10, Samp che però esulta, gol fondamentale del giovanissimo Emanuele Icardi che anticipa Molinari, Scogliamiglio ma anche Colombi, la palla in rete. Finisce così con la Samp che vince, che esulta per altri 3 punti che tengono lontano il Padova, ora a -4 per la Juve Stabia. Un saluto senza punti, senza vittoria ma tra gli applausi del suo pubblico.